Debutta stasera alle 21 nel Teatro Eliseo di Nuoro lo spettacolo Coreodanzas, il balletto neoclassico in duetti concepito dalla coreografa nuorese Annalisa Mingioni della compagnia Contradanzas e la produzione di Musiché, un progetto che si pone l'obiettivo di una contaminazione artistica tra il balletto classico e la tradizione musicale sarda. L'iniziativa, che dopo la tappa inaugurale di Nuoro sarà rappresentata a Orosei, Lanusei, Tempio, Dorgali, Carbone e Paulilatino, è stata illustrata stamattina nel corso di una conferenza stampa a cui sono intervenuti l'assessore allo spettacolo Rachele Piras, Pierluigi Manca di Musiché e Annalisa Mingioni. Presenti in sala la costumista Giulia Godi e il corpo di ballo. L'assessora Piras, nel ricordare che Coreodanzas è il patrocinio del comune, ha sottolineato l'importanza di un progetto artistico che unisce il balletto classico e la tradizione sarda e che ospita in città una residenza artistica di ballerini professionisti che arrivano da tutta Italia e dal Venezuela. Un progetto bellissimo che dopo 20 anni di attività ci permette di mostrare la nostra visione di Sardegna legata ai riti, alle tradizioni e ai costumi, però in una chiave moderna, attuale, fresca. Qual è l'ispirazione di questo progetto artistico? L'ispirazione è data dal voler contaminare proprio la danza classica con le mie radici, cioè la volontà di fondere due tradizioni antichissime, quella del balletto che ha origini nel Rinascimento italiano e quella della nostra tradizione che a volte viene sepolta da tempi immemori. Una compagnia variegata con ballerini sardi provenienti dalla penisola e anche dal Venezuela. Sì, abbiamo cercato di coinvolgere quanti più possibili danzatori sardi, ma i professionisti spesso sono già fuori, che lavorano per altri corpi di ballo perché in Sardegna manca una struttura, mancano le compagnie professionali dove lavorare e per cui abbiamo aperto le audizioni, abbiamo impiegato un anno per formare questo corpo di ballo, abbiamo avuto grandissime adesioni, adesso abbiamo messo su un corpo di ballo appunto internazionale.